Lugari è scelta da sono in nova. Lugari scelta da sono in nova. Lugari è scelta da sono in nova. Piglio tu il caffè. Mamma che già sono le 9, non c'è? La sera sei prima di andare a letto, che subito si fanno le 9 del giorno dopo. Che cazzo? C'è, fa freddo forse? Hai voglia, Lugari? Si gela. Si gela. Me ne sono accorto stanotte. Una casa gelata, mamma mia. Non ho potuto prendere caviglia, niente. Mi sono messo 2 maglie di là, 2. Scialle. I pedalini là che ho comprato tu cucetto. Mi ricorda? I pedalini là che ho comprato tu che dicesti che erano di lana pura, che aveva avuto una combinazione. Ti ricordi cucetto? Cioè, la ricordi? Concetta ne sei andata? Sto qua, Lugari, sto qua. E parla, rispondi. E poi la faccio pure. Parla, ti sento. E i pedalini là che comprasti tu, che dicesti che erano di lana pura. Qua lana pura. Stanno imbrugliate. Quella è tutta una mistificazione. La lana pura, quando si lava, si restringe. Dici più è lava, più sa l'uomo, ne sa l'acqua. Sono diventato 2 barche. La notte ancora a presi i pedalini per chi non li tiene gioco. Ciao, caffè è pronto. Sta sopra il comodino. Ah, ecco, che bello. Fammi vedere fuori. Cioè, fa freddo forse? Oh sì, Lugari, fa freddo e basta. Fa freddo. Beh, questo Natale si è presentato proprio come comanda Dio. Con tutti i sentimenti che c'è si è presentato, è vero no? Lo deve fare, è il mese suo. Mamma mia bella Luce, mamma ti sei immortalata. Di che schifezzi i caffè che fate? Già, ma lo facevo nella cioccolata. È un po' colascio come tutto caffè. Ma perché vuoi dare la colpa al caffè che andare a tazza già mai sta? Oh, Lugari, ti sei svegliato spiritoso stamattina. Beato te, Lugari, beato te. Non ti pigliare con tu sei permaloso, sei diventata permaloso. Tu sei una
una brava donna di casa, sai fare tante cose, che so, la pasta e così, la pasta e fagioli, la frittata con le cipolle, come la fai tu la frittata con le cipolle, una panisciuta, sei proprio una maestra, la reginetta, la frittata con la cipolla. Un caffè ne cosa tu? E non tu pigliamo, non tu pigliamo! Tu a chi vuoi affliggere? Non me lo prendo, ma voglio musicare. È questione che tu vuoi risparmiare, ecco, non è che non lo sai fare, vuoi risparmiare. E quando si fa un caffè, si deve fare un caffè fresco. Niente tutte quelle carte cartuscelle che ti arriva da cucina, stracci tutte cose. Pigliano pochi i caffè come si deve. Che sta fede di scarafone. C'è? Fa freddo? Lucarie! Fa freddo! Il freddo, Lucarie, non l'ho creato io, l'ha creato il Padre Eterno. Perciò ti ha rassegnato. Fa freddo! C'è magari essere stata una mazzata ancora. E che già me l'ha mandato 3 volte! Sta bisogno di passare la tela, ma basta. C'è padre, ha trovato 3 volte, va frito. E finiva la storia. Ma a Natale, d'altra parte, è normale, no? Va frito. Questo Natale si è presentato. Come comanda il Dio! E questo pure l'avete detto! No, Sì, vabbè, così, l'avevi già visto. Non sei addosso, non c'è. sta là, Lucarie, nessuno te lo tocca. Quello quando è bello, quando è bello. Quest'anno voglio fare il più bel presepe degli altri anni. Sì. Hai scontato la storella l'hotel Sigana di scala. Arriva così, quest'anno lo faccio pure io il presepio. Facciamo la gara. Ti voglio fare rimanere a bocca aperta. Sì, sta frisca. Io sono il padre dei presepi. Quello proprio a Natale venivano a consiglio da me. Sì. Io quest'anno proprio ho fatto proprio il bozzetto, proprio il disegno. Sì. Già a colla le squagliate. Lucarie, adesso mi sono svegliati. Se mi date il tempo di vestirmi per andare a fare la spesa, se no stamattina sa che facciamo? Ci sediamo, ecco qua, e ci mettiamo agli ordini di Luca Cucchiello. Non le squagliate. Cosa comandate? No. Non le squagliate. È essere che dicevi. Di mattina fa un po' piacere, appena ti svegli. Prima fu un caffè, squaglia la colla, perché poi dopo non è pronto, non posso lavorare e per il presepe per domani mattina non è finito. E andiamo a squagliare la colla. Così stamattina mangiamo colla. Quando viene Natale è un castigo di Dio. Colla, pastura, puzze e pittura per tutta la casa. Fatta bene. Si è fatta vecchia, cos'è? Si è fatta vecchia! Mamma bella, ci rimane un po' lì. La farò. Sì, la farò. Ci rimane il coraggio, se no qua. Gesù si mette voi. È un e 12. E 3. A casa gelata. Mamma mia. Devo dici più giocatore. Poi tu pigli due lì, giocatore.
capito, no? Come bello lui, come sempre lui. Dammi come si a papà, scendete, che so che io non guardo. Scendete su. E vado a andare in dolito, vado a... È una zozza proprio. Chiama Tommasia a papà, Sosata. È inutile che fai finta di dormire, perché io so che stai sveglio. Sosata, hai capito Sosata? Fa un anno di coraggio come hai già fatto io. Sosata. Guardate là si è cosa, guardate là si è cosa. Non ci trovo l'uomo, a che sto ancora rindolito. All'età tua saltavo dal letto alle 7 in punto come un grillo. Accompagnavo a mio padre che andava a lavorare, accompagnava alla porta, ci baciavo la mano perché tanto ci stava il rispetto per i genitori. Capito no? Poi dopo quando se ne io mi mettevo una cosa in doletta e mi facevo guardare così. Chiama. Sosata. È meglio che non Maurizio, so, perché se no ci ma la croce prima mattina. Tu Pilato. E che si può poi? E che stai pensando voi? Tu Pilato, la colazione, il pranzo, la cena, e che si può poi? Chiama, Sosata. E poi la zuppa di latte, ti alzi e te la prendere in cucina, perché non tieni i servitori. Se non me la portate dentro al letto, non mi soso. No, tu ti sosi, hai capito che ti sosi? Perché se no ti faccio a cucco ospedale a te, hai capito? Ecco qua squagliata la colle. Tu pare che sapere tu questo presepe come fai a fare? Una casa inguaiata, denaro che se ne vanno, venisse almeno buona. Non viene neanche bene. E sapesse che non viene bene. Io sono il padre dei presepi. Poi Alice non viene neanche bene. A me non mi piace. Perché tu vuoi fare il giovane moderno, vuoi fare il superiore che non ci piace il presepe. Ma come il presepe che piace a tutti quanti, che è una cosa commovente. A me non mi piace. Ma guardate, non mi piace quello che deve piacere per forza. Susata, hai capito Susata? Alzati bella di mamma, alzati! Mo dico una cosa, se ti portare su per l'altro in un quando è certo che stamattina porta la coppa bacia tutto e tutto. Per la galera stai crescendo, per la galera! E quello non si ha! Facete segnale tutto e tutto. Io ho preso. E cominciato il telegrafo senza fine. A tu Pilato! E poi mi venga la colla a boccia da me. Alzati bella di mamma, te lavi tanto bene! Intanto mamma ti prepara un bel zucchero! Niente affatto. O suppone si alza e se lo va a prendere in cucina da solo perché non tiene i servitori. Che ti pensa? Che è una serva tua madre? È una serva? Tua madre non sei. Pasqualino si alzò. Sì,
ti sei alzato con lo scocciante di tuo fratello. Con un po' di raffreddore che ha avuto è stata capace di stare una settimana a letto. Si è alzato e se sapesse esce. Si esce, ha detto che dopo la febbre che ha avuto vuole prendere un poco di aria di prima mattina e poi si ritira. E sapete se si veste? Gesù, per 10 anni. No, ma volevo dire sapete se si mette il cappotto. Ma- Certamente, come mese di dicembre esce senza un cappotto. Ma perché che è stato? No, no, niente, io dicessi che è meglio che non esce perché può essere più di una ricaduta. Quelli trasi, Pascali trasi. Buongiorno, donna Concetta. Buongiorno. Pascali, come ti senti? Meglio, meglio. Un poco di... Muoviti, vai ragione, io ieri sono venuto in da stanza, c'è una faccia bianca, ma pensavo che passava Natale rincontrata. Sì, fammi vedere il polso, sì, fammi vedere, sì. Io non mi intendo Pascalino, La lingua, guardami la lingua. la lingua la vedo bene, la lingua. Sì, fai qua la Pascalino. Sì, è pulita, stai meglio. Stai a sentire tuo fratello adesso. Allora, mangia forte, forte, carne al sangue, bevi vino rosso, poi vatti a fare la passeggiata alla parte mare, e capito? Che la malattia è tenuta, un po' di aria di mare fa bene, capito? Così si approfitta pure di fare un po' di pulizia alla stanza, state 7 giorni chiusi, hai capito? Cioè, Sì, fa sì. una bella pulizzata, fa una bella di finestra, così si arieggia un po', gli fai aiutare pure dal guardaporta. Infatti voglio uscire, arrivo fino al bancolotto e torno. Bravo Pascalino. Bravo. Donna Concetta, non ho potuto trovare le scarpe mie. È Pulitano. Non ne voglio da voi, ma io sono stato 7 giorni a letto con la febbre. Più domandate se le avete viste. Pasquale, ma tu quando ti sei messo a letto le scarpe dove le hai lasciate? Dove l'avete, Rugatini? Sotto il letto? E allora? E vedete bene che là stanno. La Concetta, non c'è niente, le scarpe sono sparite. Ma andate a Nannillo. E non cominciamo da volta con il dillo e non il dillo. Io non ero il tipo che mi vendeva le scarpe sue. Sono venute le scarpe, Pasquale. E come faccio? Ma non signore. Quello è un lato, questo è un lato matricolato. Non faccio venuto niente. È venuto lì. Ma te lassi, l'indolietta te lassi. Confessa. Oh, mi serve un po' di... E poi Confessa! e poi non si vede un po' di che non c'è una casa a venire con me. Oh, vi fa cominciare la prima mattina. L'indolietta veramente. Per una galera non è cresciuto. Per una galera. E come faccio? Sono stato 7 giorni a letto con la febbre e poi si vendono le scarpe mie. Pasquale, che ti dice? Fammi una cortesia. Fammi un piacere, dopo Natale trovate una camera mobiliare e vattene, perché io non posso tenere ospiti in casa, non posso prendere responsabilità su questo, tu vagabondo che ti da casa. Sì, me ne vado, sì. Quindi le scarpe mie, poi dopo il festa te ne compro un paio di spese mie nuove. Sia fatta la volontà di Dio. Ma perché non lo chiudete? Mettitelo serraglia. Questo è un delinquente. Ma che aspettate che la mettete una notte? Uno si tocca che la frega e si scende senza le scarpe. Perché ti sei venduto le scarpe mie? Perché? Ma che ti sei venuto le scarpe Sì, mie? ho ragione. Tu ti vendi le scarpe, hai ragione. Sì, ho ragione da vendere. Aspetta un momento, sentiamo la ragione. Sì, perché io mi sono venduto le scarpe perché pensavo che tu non ti alzavi più. Ma no, più uscire. Insomma, io avevo morito. Vabbè, zio Pasqualino aveva morito. Ma tu non vuoi che cambiassi pure esse. Quando è venuto in Messico a visitarlo, ha parlato già. Ha parlato già. E con chi? Che mi si nasconde qua? Ma non ora retta, io non buciato. Se non ho rete, quello quando il medico è venuto disse che c'era pericolo. Uè, ma c'è venuto pure una capotta! Scusi, mi sono venuto un cappotto non c'è. Un cappotto non c'è, un cappotto di Pasquale. Quello qualcosa di pelliccia. Pelliccia, lo Pasquale, che la pellicchiella appesa, che tenevo. Quello con la foto della scozzese. Un cappotto tu, io lo squadro. Che ne cava parte in gara. Pasquale, chi tu uno sul medino. E che se vende un cappotto e ti Pasquale. E non usciamo. Pasquale, fammi una cortesia. Dopo Natale, trovate una camera mobiliare e batti.
La roba, vi tolgo il fastidio. Sì. Che lo se vende la roba prima che muore. Aspetta che muore e poi te la vendi. Ma chi è lui che decide di spone? Ah, tu sei mio fratello. La roba tua aspetta a me, mi dai. Chi si deve vendere la roba mia? Mettetevi d'accordo, misericordia, io mi trovo in mezzo ai cannibali e tu sei mio fratello, tu sei Caino! Ma io non tengo niente, non vi illudete, non tengo niente, che bei parenti, aspettano la morte mia. Quando la gente parla, beato voi, state in casa di vostro fratello, vi accudiscono, vi vogliono bene, e se la sapete che si passa in questa casa e quanta pizza con coppa a panza mi devo dare dalla mattina alla sera. Hai visto? Sei contento adesso? Sei contento? Io odio di contrastarmi con mio fratello, perché poi già lo so che si esce all'impossibile. Pascalino, tu sei l'eterno scontento. Sei scontento? Certo, lo dicevo pure la buona anima di papà. Lo dicevo pure la buona anima di papà. Se la gente dice che tu sei un uomo fortunato a vivere con i parenti che ti accudiscono, ma pare che te non hai ragione. Parliamoci chiaro, Pascalino. Parliamoci. No. Tu paghi 5 lire al giorno. Questa è la grande canuta che tieni tu, 5 lire al giorno. Il caffè alla mattina, la colazione, il pranzo, la cena, dormi qua. Moglie, la, stile, cose, scose, pezzi, cazzettiere, che non ce ne stanno più pezzi. Poi per dire, diciamo, oh ragazzo, ha scherzato. Ha scherzato? Ma che già fa? La giacina, mi volete armare la mano, e chi ci mette? Scusate tanto se insomma il ragazzo si è permettuto di manomettere il guardaroba di vostra eccellenza. Mi chiedo scusa se mi sono permesso di domandare dove stavano le scarpe mie. Ma io vi chiedo scusi in ginocchio proprio. Mi chiedo perdono. Ma io mi inginocchio ai vostri piedi. Mi metto con la faccia per terra. Ma Pascalia, statovi bene, da capo pare che qui mi fa mai niente nessuno. Statovi bene. Statevi bene, i parenti, tiene scambi a liberi, che bei parenti, tengo i parenti, e che parenti, tengo i parenti, che parenti. Sì, con me è pesante. Ma chi mi pare che avrà ragione, papà? Su, stai capito? Tu non fai un colpo da sto creatura. Un colpo da, ci deve essere un colpo per rivoltello, ci deve essere un colpo da. Vieni in da cucina che hai da preparare un latte a mamma, vieni. Tu sei la mia nemica, io ti dico sempre, tu sei la nemica della casa, la nemica dei figli, tu sei. Io lo so, tu sei un bravo giovane, hai sentimenti buoni, io ti voglio bene, ma con sto caratteraccio che tieni ti fai volere male da tutte le persone. Ma come dico io, tu devi in un cappotto e ti fai scalo un mese di cibo. E chi la ustrisce noi? Ma dove facciamo vedere ma dico io il giudizio. Ma dove dobbiamo arrivare? Tu non sei più un bambino, ormai sei un giovanotto. A scuola, è una famiglia, terza elementare, non tengo la capa per studiare, voglio fare il mestiere, va bene, fai il mestiere, ma interessa, tu sei un adrendo lì, la mattina svegli, di buon'ora, vai girando per la città, ci stanno i negozi che tengono le vetrine, le cartelline, sta scritto cercasi commesso, così si comincia, hai commesso, poi piano piano si migliora e puoi diventare pure proprietario di negozi e fai carriere. Io ormai non sono eterno e i soldi ci vogliono. Potete fare uno stile nuovo voi? Sì. Dopo Natale faccio venire il sarto e ti faccio fare un bel vestito di stoffa pesante perché questo è troppo leggero. Poi ti regalo pure 2 camicie.
Sì, perché tua mamma ha detto che ormai non so buoni più. Ti regalo un vestito e 2 camicie. Poi qua vengono le montagne, capito no? Con gli alberelli, e poi vengono le casette piccine per la lontananza, capito no? Poi qua viene il laghetto, poi ci sta l'osteria, e poi vengono gli animaletti che brucano questa cosa, e qua ci viene la capanna dove nasce il bambino Gesù, hai capito no? Il bambino Gesù, capito no? Mi piace, diciamo, mi piace. No. No, è giusto perché quello mo', bravo, è giusto, hai ragione, perché quello mo' è ancora abbozzato, però è giusto, è giusto. Poi ti regalo pure 2 cravatte, sì, perché che sacchetto mi date un lucigno ormai, ti compro 2 belle cravatte fresche, col vestito nuovo, una cravatta fresca, fai bella figura. Per Natale ti regalo pure 5 lire, così se esci con gli amici, capito? Puoi pure offrire qualche cosa, fai pure tu bella figura, hai capito no? 2 cravatte e 5 lire. Poi qua faccio, dove sta il laghetto, metto il pescatore, capito no? E metto una cascata che scende dalla montagna, che va dentro al laghetto, no? E scende proprio l'acqua vera. Già, l'acqua vera. Sì, l'acqua vera. Io metto un intero crisma da dietro, no? Io apro la chiavetta e scende l'acqua vera, hai capito no? Mi piace, diciamo la verità, mi piace. No. Ma io non capisco. Ma come mi fai presente che è una cosa religiosa? Una cosa religiosa con l'intero crisma di dietro, ma fa buon piacere. Ma come fa a non piacere che si dice che non è finito ancora? Ma pure quando è finita, non mi piace. Capito? Vatti, esci da casa mia e vatti. Me ne va. Esci da casa mia, vai a lavorare e campa con i soldi tu. Me ne vado, mi trovo un lavoro, ma qua non ci vedo. E ma te ne vai. Ma il presepe non mi piace, però. Ma te ne vai. Te ne vai, perché in questa casa si fanno i presepi. Ma mangi prima la zucca e poi me ne vado. Non sapevo. Lucario, tu come mangiare stamattina? Guarda, un po' mangiare stamattina, un'altra tortura mattutina, che tutte le ore lo pari che vuoi mangiare stamattina. Io potrei dire una cosa e ne fai un'altra, che mi devo mangiare a fare. È una cosa, non c'è. E domani è vigilia, poi vengono queste sante giornate, dobbiamo mangiare assai, no? Sì, dobbiamo onorare, è meglio che ci manteniamo leggeri. Fa una cosa, fa un po' di brodo vegetale, lo fai pure, a me mi piace, metti bella aria di cagialla, la cipolla, l'usete. Sì, fai un po' di brodo vegetale e 300 grammi di tubetti. A me i tubetti non mi piace. Tu te ne devi andare. Abbiamo deciso che te ne devi andare. Sì. Abbiamo deciso che te ne devi andare. E allora sono tubette che a te non ti riguardano. E niente frutto, io domani è quella santa giornata e so solo io quello che ci vuole in questi giorni di festa. Ecco qua, 20 lire per la spesa. Ecco qua. E Lucario, questi te li tieni tu, caso mai ti servono qualche chiodo, qualche pastore. Ecco qua. Dove è la caccia? Ecco qua. Sì. Ecco qua. L'ultima colazione nella casa patente. Me ne vado. Questo patesinato là ha avuto il coraggio di cacciarmi proprio nei giorni del Santo Natale. Me ne vado, ma qua non ci vengo più. Ma tu che stai dicendo? Che sto dicendo? Mi trovo un lavoro, ma qua non ci metto più piede. Fai conto che la tua creatura non è mai esistita. Fai conto che la tua creatura è sparita. Si è rubata la ciclina. Questa ti ha rubata la ciclina, ma questa è l'ultima che ti ha rubato. Te la benedico, basta che te ne vai e non metti più piede in questa cosa. Ma chi se ne va là, se ne sta sapendo che state, Lucario, che state? Un'ora che non ne mangiavo che non hanno Ma chi se ne va là? forse se ne deve andare, devi affatticare e devi campare con i soldi su. Che state, Lucario, che state? Se ne deve andare perché è un vagabondo, hai capito?
solo sempre, ma statemi quieta, lasciatemi in santa pace, facetemi fare caso, stavo presente. Lucario, ma che si sta facendo nella cupola di San Pietro? E niente ci porta pasturato! Come Quelli no. Buongiorno papà. Ecco. Che è stato? Ti sei appiccicato? Hai lavorato con tuo marito? Ma non capisci. Insomma, mi da fare la gente. Quello è un uomo che ti adora, non ti fa mancare niente, ti tratta come una principessa. Capisci chi l'appartamento, da vista? Una reggia. Chi le uomo che quando torna a casa da sta tranquillo? Chi le deve centinaia di operai alle sue dipendenze? E non la capo chi ne pensi? Perché vi siete contrastati? Lo so. Perché vi siete appiccicati? Perché vi siete appiccicati? Questo è qua, questo è un altro capolavoro tuo. Questo è quello proprio più riuscito, questo qua. E tu non sei un capolavoro, tu! Ma insomma non posso sapere. Sapete, un Lucario fu un presepe. Faccio un presepe, io faccio il presepe. Però poi dopo, quando succedono i guai, a me non mi chiamate perché faccio il presepe, capito? E ora vedete voi e le vostre anime dannate. Di nuovo vado a squagliare un lutello, capito? Bello. Sì, guarda, nemica del proprio sangue. Nemica del proprio sangue. No, dal mamma e figlio un altro linguaggio. Nemica del proprio sangue. Date le spalle me ne so io. E tu sei pazza. E quello non viene qua. Ma quello Massilla mi sta uccidendo con la tua gelosia. Ah, Ninu, tu dovresti camminare un poco più diritta. Io sono mamma e tu pozzo. Ma perché io che fai, Ninu? Ma che faccio io? Che fai? Ah, ma per piacere, non mi faccio venire. La verità è una sola. Che io sono una stupida. Io parlo. Devo fare i fatti. Ma io adesso i fatti li faccio. Ecco qua. Ho deciso. Basta mo. Ho scucciato. Ecco qua. Una lettera per il signor Nicola. Per cuoco. Urgente. Madonna mia. Il nostro matrimonio è stato un errore. Perdonami. Sono innamorata di Vittorio Elia e fuggo con lui questa sera. Addio, Ninu. Madonna mia. Ma tu mi fai una cosa più poco. Faccia tosta, ma non si fa. No, questa lettera no. Basta. Giaci. Oh, Madonna mia. Madonna mia, bello, trovo su una strada. Vabbè. Ninu, se dici un'altra volta quello che ha detto, voi ci ne dici. Chi ne dai marito? Ma che ha fatto uno quando non lo voleva bene? Ci pensavo prima. E io non lo volevo. Me l'avete voluto dare per forza voi. Ma voi che fate è fatta e non c'è più di me. E io me ne sto. E io devo vendere una cosa in faccia. Una cosa in faccia. E fatela che aspettate.
dire una cosa? I miei nervi non li reggo più! Calmati! Adesso calmati! Come stavo? Più Ma che sta? niente, non fai niente! Niente! Ma va a casa lì sul caterno! Come sei? Chi va al casato? Come sei? È stato figlia, tu! Pigliatello questo! Ma lasciami via questo! Lasciami via questo! Ma lasciami via con donna Concetta! Ma lasciami via con donna Concetta! Questa è l'educazione che date ai tuoi figli e questi sono i frutti che raccogli. Vai, me ne vado! Io mi vedo una giacca ma io non scendo, me la vado qua per la montagna, vado a fare il romito, vado a fare il romito. È sempre con me, tutto con me. Domani siete con voi. Si aprite per la finestra. Di qualche modo che sta, no? Ara per venire a cotta e qua. Perché non ce la faccio più, non ce la faccio più. Con te, con figli. Con fra. Mamma. Sta morendo mia moglie! Sta morendo mia moglie! Però, mamma, grazie! Pascalì! Che ci sta morendo mia moglie! Mamma! E così, vediamo bene la città! Non c'è parla! Fai un discorso, parla! Sta la gente, calma, ma se non sapete che succede? Non si può sapere che succede? Niente, che non si può sapere mai niente, ma Sta rispondendo? E appicci un po' in candela, appicci in candela, tutte le candele, appicci tutte le candele. Piano. Sta rispondendo, poi scanna a picciò, non accende, stop, non accende. Come sei? Magari gli sa rubare pure il predella. Pure il predella, Vedi il predella, fammi una cortesia. No, ma Natale trovo una camera mobiliata e battete. Ma come si deve fare con quel ragazzo? Il ladro matricolato, ormai è assodato. Battete, Pasquale, battete. Ma trovo, non si può stare con questo incubo in casa. Me ne devo andare. Perché aspetta. Io lì chi si sarà pure a me a indolito. Come ti siedi? Amen. Che paura mi sono pigliato. Cioè non mi fa così. Capite? Tu i figli la lascia stare, non ne darete. Tu qualcuno sacrificio fai di questo, non serve a niente perché già si sa, è uscito che fa. Sono perso. Non ci sta. Non c'è. Si muore. Ora moriremo. Come ti senti? Meglio, Luca, che meglio. Sì, mi sono pochi con un bacio. Guarda, mo mi metto da fuoco, sempre da poco. Oh papà! Vuoi tu presegno? Non ti muovo a loco, vado ad aprire io. Stai vicino a tua mamma. Non mi fai venire una cosa. Ma come tu non vai a scrivere quella lettera? Che le tuo marito è un uomo positivo, mamma. Sia pure una cosa in questo. Che le dà cena, Nino giuro che la lettera non ce la fai pace con tuo marito e finisci questa storia di tu. Nino, a mamma, giuramento, ti prego. Giuramento, Nino. No, ma vabbè, non giuro. E qui stava morendo mia moglie. Ce l'aveva vista persa in mano. Dove sta?
giramento di testa. Sì, chi la mangia poco, mangia come un uccellino, poi pure i dispiaceri, è venuto di nucce tutta del vaso. Io ho capito che vi siete contrastati, ma non ho potuto capire il perché. Perché vi siete contrastati? No, niente. Niente, con permesso, Lui, no, niente, sai che anche la mia moglie mi tiene all'oscuro di tutto, capito? Per non darmi dispiacere, povera donna. Ma come si dice? Tra uomini potiamo parlare. Ma che vedi ora? Perché vi siete contrastati? Niente, non è successo niente. Niente. Ma che dobbiamo fare allora? Dobbiamo fare storie come se fossimo due innamorati. E che Io sono un serio. non so come. Vabbè, è stato un malintesa. Fate pace, su. Facilità. È stato un malintesa, facilità. Io per me sono pronto. Lei se ne potete proprio capire in nessuna maniera. Lo capisco. No, tu sei tornato, è finita la superbia. Faccio prima Natale e poi me ne vado. E io lo sapevo. Pure che non lo sapevo, io sono stato disgraziato di figli. Chi lo pascola e peggio la figlia. Noi no. Colpa tua, progetto. Colpa tua. Non ti pigliare collera, non ti fare venire esperimento, colpa tua. A femmina, devo dire la verità, è anche colpa mia, perché sa come la prima figlia, la femmina. E sapesse che mi è costata a me questa qua. E quando era piccola, mi cugetta ricordi, quella tenette la malattia, tenette proprio il tifo nella pancia. Avete mangiato la grazia, ma dopo. Però ci ha dato soddisfazione questa qua, questa proprio, e studiavo notte e giorno, proprio notte e giorno. Quello là no, quello è proprio alfabetico, questo invece, questo quando apre la bocca parla, quando apre la bocca parla questa qua. E studiavo notte e giorno e notte, fino alle 2, le 3 di notte. Io ci dicevo di nuovo a parlare, ma studio sta luce. E esse mi rispondeva, papà, fanno poco di corrente, come se io lo dicevo perché volevo risparmiare la corrente. No, lo dicevo perché, come si dice, il sonno di notte ai ragazzi fa bene, ecco, e i romanzi. Mi trovano una stanza piena di libri, pieni di romanzi. È romanziere questa qua, è romanziere, sì. E poi ti presentassi tu in quella domanda di matrimonio, il colpo di grazia. Addirittura, che sei sposato delinquente? No, ma che dice? No, io ti voglio bene, Nicolì, capite? Io parlo sempre, Nicolì. E solamente che tu ci dicesti che, insomma, che avevi comprato l'appartamento, ci rimanette un poco male, perché, insomma, pensavamo di fare, come dire, una casa, ecco. Ma capirete, ci sono i rapporti con gli altri commercianti, le relazioni. Hai ragione, hai diritto. Vabbè, che una cosa che ci rimanette male, la figlia femmina che si va alla casa. Guarda là, questa pazione. Dico io, ma ti potevi sposare chi? Io ti avessi fatto una statua dopo. Esatto, e poi mi sposava essa. Che c'è? Ti dico sei di femmina. Non me l'ho sposato. E poi mi sposava E si proprio fresco tutte e due. Che c'entra? Io dico sei di femmina, no? Non me l'ho sposato. Scusa un momento, Nicolino. Io dico se tu eri femmina. Sei femmina tu? No. Ah, non sei femmina. No. Ma sei femmina. Io come padre di famiglia che comanda al figlio, tu ti sposava a Nicolino e basta. Se io ero femmina, ti rispondevo. Non mi piace. Quella mi deve contraddire l'amore nelle cose impossibili, mi deve contraddire. ma non so dire. È carattere. E sarà pure carattere, a me, Facita pace. Oh, Nicolino che ha fatto la cola! Non stai facendo una scena. Accorre la testa a te, si sta ammattendo. Tu sei un birichino. Sei un birichino. Perché io pure me ne ero accorto che ti levava la peccola ma stavo aspettando il momento giusto per dircelo. Ma così si dice, quindi la peccola Ma perché come si dice? con delicatezza, no? Con classe. Si prende in disparte, si dice guarda, senta, lei tiene la pettola da fuori. Scusate, mamma, scusate. Chiama me, facciamo pace.
domani venite a pranzo con noi, quello Concetta ha preparato un pranzo magnifico, non ci manca niente, è vero o no? Sì, io devo scendere a fare un po' di spesa. No, non ti muovo a che tu non ti sei sentita bene, ci vado. Niente affatto. Scendo io e vi mando tutto per un giovane mio. Sì, però non esagerò. Nicolì, perché ci vogliamo mantenere leggeri. Ora vengono queste giornate di festa, è meglio che manginiamo leggeri. Ho detto così a Concetta che fa un poco di brodo vegetale. Quello poi Ninucci conosce pure le verdure che ci vogliono, che la mamma ha imparato. Un po' di brodo vegetale. E mo che è venuto pure 500 grammi di tubetta. Brodo vegetale, ma che ne fa un brodo vegetale a Natale? Ma mangi una bella gallina. Io ho ordinato pure 4 belle aragoste e per mandare stasera. Vabbè, lo so, quello là, il brodo di gallina è bello, è sostanzioso, ma è meglio che ci manteniamo leggeri. Brodo vegetale e 500 grammi di tubetta. Niente affatto, voi vi dovete sostenere. Io vi mando una bella gallina. Ma la gallina, ma io faccio un brodo Ti accompagnami vegetale. in State un buono, papà. State un buono. Ciao, papà. Nicolì, tu devi avere pazienza, che è un brutto carattere, è una lingua longa, quella proprio era un rispustero, quello è proprio rispustero. Ma la devi volere bene. Vabbè, io la voglio bene, ma proprio tanto bene a Ninuccio. La devi volere bene perché di luce e la luce di Dio. Io ormai tengo l'età, eppure un getto ormai. E devo sapere che quando dico l'occhio ci sta un uomo che la vuole bene e che la consiglia. Perché sto... Io voglio dannato, io voglio... Ci vediamo domani. Arrivederci, ci vediamo domani sera. Arrivederci. Aggia pazienza, Nicolì, aggia pazienza. E grazie tante. Ma niente affatto, sono io che devo baciare la mano a voi. Ma sono io assolutamente. Oh signore, ma non lo voglio mettere Non lascia male. Non lascia male. Nicolì, sto dicendo un cazzo. Scusa, perché io lo faccio tu? Arrivederci. Arrivederci. Domani sera. Domani facciamo una bella serata tutto quanto allegramente. Arrivederci. Guarda che anche è scassata mezza casa, quindi tu capisci, guarda qua. Nicolino! Nicolino! Vabbè, dite, vabbè. Oggi trovate questa cosa qua, mi pare che è roba tua. Signor... Sì, grazie. Buona giornata. Arrivederci, a domani sera. A Ci vediamo domani sera. Passiamo una bella serata in grazia di Dio. Proprio sereno. Sì. Mettila a fuoco sempre una volta da capo. Mi sa tutte cose. Ma capita sapere, io sono una povera martire. Un cielo valda castigare con un marito che non ha voluto e non ha saputo mai fare niente. In 25 anni di matrimonio mi ha consumato, mi ha ridotto uno straccio. E che sto più carina. E se non era per me questa casa, chissà quante volte sarebbe andato sotto sopra. Io dico sempre a mia moglie, voi hai lasciato poca sola. E mi ha detto una cosa sempre, non te la fai. Ma guardate se è possibile che un uomo a quell'età si metta a fuoco per sé. Stamattina sono giunto quello di Cielo Luca, ma tu puoi far fare sto presente? Ma mi pare dove la fai? Non ci stanno creature, mi pare una spesa, un perditempo di tempo inutile.
Voi sapete che mi ha risposto? O lo faccio per me, ci voglio scherzare io. Ma voi capite a sapere, capite a me è uscito io. Ha già visto, è come con lei. È andato a San Biagio dei Librai a comprare certi pastori che si sono rotti. Ma dico io, voi potessero stare a pace davanti. Ah, figlia vostra è sistemata bene. E tu Masini che avrà pochi problemi, Fosse tutto un mascolo, certo è giovane, fa qualche pazzeria, ma è l'età tutta è perdonabile. L'unico guai che sta a casa, sapete qual è? È mio marito. E ci volevo che facevi una cuccia. Ma una cuccia, ma la figlia vostra va tale con voi. E certamente, più tardi viene assieme al marito. E per 100 anni e con buona salute. A proposito, ma fosse rimasto un debito dei capitoli. Bella assai, Raffaele. A me va diceva la verità, mi fanno schifo. Ma l'Italiano ci va pazzi, figlio visto. Comunque una cuccia io me ne vado. E se avete bisogno di Raffaele, sta sempre a vostra disposizione. Grazie, Vabbè, Raffaele. buona giornata. Grazie pure a voi, state per buoni, state per buoni. E non basta, no! Questa è una storia che andiamo lì! Ma sono spastriato, no! Ma che state? E capieste, ma cos'è? È sparito un'altra 5 lire! Ma che vuoi a rubarla? Io per guadagnare 5 lire devo cercare una settimana intera a fare un merino banconotto! Che porcheria! Ma stavolta lo trovo Mariuolo! Lo trovo perché ieri sera ho fatto un segno su tutti i soldi e si trova la 5 lire che la croce alla coppa mi faccio attaccare a pazza! Ma chi volevo che sa pigliare sta 5 lire vostra? Ma c'è queste servizielle di fare il nillo? Ah, badate come parlate con Pasquali perché nel 1000 denari la vinta a casa non lo tocca. Non c'è che era un brigante. Ma io non capisco, voi lo difendete pure. Vi pare. Io sono lo zio e figlio a mio fratello. Lo posso con le mani. È questione che l'ha imbucciata più di una volta che la mano rindoggi le mie. No, chi va trovando per pistacci, qualche latte? Ma guarda la cosa. Ma ieri non confessate che si era rubato i scarpi o cappotto. Vabbè, quello poi fu una combinazione. Ma chiamare combinazione. Vabbè, come volete voi, non Pasquali, come volete voi. Voglio questo bello annesso. Buonasera. Buonasera. Mamma, questa Vittoria, l'amico mio. Bravo. Mi fa tanto piacere. Ti Pasquali, buonasera. Buonasera, tanti auguri. Andiamo con un così. Tu devi pigliare la cinghia la coppa con l'annetto, non negare. E ma quanto vale? La cinghia non indossa che Natale. Ma questi sono cose pazze. E però si figate voi queste figure degli amici. Scusa, la cinghia. Oh, Pasquali, ma guarda, ah, potessimo venire. Tu facci degli anni che è là, che stanno È mettendo. solo romano, non può muovere. Che le mani alla tasca della mano, mamma mia. Ma che sa quello dell'estri? Poi quello minaccia pure. Io sono il fratello di tuo padre, mo che viene, ti dico tutto. Caccia la cinghia. Ma vedete buono, fosse caduto in terra. La concetta, io ti faccio la stanza e spingo la spingo. Ma voglio fare contento. Poi la cabrera la volta. Ma se non trova la 5 lire, mi faccio attaccare a pazza. Però ci andiamo insieme. Perché se la trovo dica che non l'ho trovata. Non lo so, però ci andiamo insieme. E se si trovano 5 lire, io te lo giuro sull'anima santa di mia madre. Che ne vivo, che dice anima santa. Perché l'anima tengo solo le morte. E allora facciamo così, te lo giuro sull'anima viva di mia madre, ma metti in mano un avvocato. Io ti faccio un giuramento sacro, un giuramento che non ho mai fatto in tutta la mia vita. Te lo giuro sul direttore del bancolotto di Napoli, che se non trova 5 lire, ti faccio fare Natale al pronto soccorso. E Valodimmo! No! E sapete che sta stanotte! Non è possibile! Non è possibile! Donna Concetta, ho fatto così male a salire. Dove dovete andare? Perché tra poco viene la figlia col marito per trascorrere il Natale con noi e non ci vogliamo amareggiare la sera. Ma perché? È inutile che facciate uscire. E state d'accordo. Perché il marito sa tutto. Sa tutto. Sa tutto. Per una lettera che mio marito, senza sapere niente, ha consegnato alle sue mani. So solo io quello che ci ho potuto per farle fare pace un'altra volta. Le mie lacrime. Donna Concetta, io la figlia vostra voglio bene. E voi ci dà così, come se
Te marito è come se non lo tenesse. Mio figlio, non parliamo proprio, chi ne lo ma se avesse tenuta una tomba vicino, questa storia già sarebbe finita da un pezzo. Non vi amareggiate, donna Concetta. Me ne vado. Però voi non sapete quello che stiamo soffrendo io e vostra figlia. Non lo va bene un marito. Non lo va bene. Non va bene! E vi prego di uscire immediatamente da casa mia! Uscite da casa mia! Lo devi scendere? No, no, no. Ah, No. e perché hai aperto la porta? Mi credevo che tu avevi un tuzzuliato. No, non ho tutto zuliato. Perché hai aperto la porta? E ci ho pensato un paio di stare avanti, ho detto, no, ma capito. E io sono arrivato veramente. Tu, no, io sono arrivato veramente. Telepatia. Già, Sai che cos'è la telepatia? no. Una volta mi hanno spiegato, però non mi ricordo. Praticamente come se fosse che quando io non busso e tu la papo. Ecco, proprio così. Aspetta, quando cosa si Ma chi? Ah, sì, magari è un amico di Tommasino, mo se ne sta andando. Di nome tanti auguri a voi e tutta la nostra famiglia. Tante belle cose. Un momento. Andiamo avanti. Siete amico di mio figlio? Lo vedo spesso. Ma sì, piacere. Luca Cupillo, il padre. Vittorio Elia. Elia. È Elia. Mi fa piacere che mio figlio ha amici, come dire, signori, ecco, si vede da come siete vestiti. Io ce lo dico sempre a mio figlio di badare all'amicizia perché certe volte una cattiva compagnia guasta la pianta giù. Di nuovo tanti auguri, buone feste con tutta la vostra famiglia. Un momento. E chi la cosa fa, vai? Allora lo cacciato. Hai aperto qualche cosa? Un rosolio, un caffè? Non l'ha voluto. Non l'ha voluto. Un dolce, una pasta reale. No, grazie, è meglio di no. Come volete. Come volete. Avete visto il presepio? Non avete visto il presepio? Presente? No, veramente non l'ho visto. Ah, non l'avete visto? No. Ma chi hai fatto a te? Lo paghi. E vari, che caccia fatta a fare sul presepio? Si può fare Eccolo qua. No, mantenetevi da lontano per il colpo d'occhio. Ecco, mo adesso non vi muovete, poi vi faccio vedere che scendo. Qua, è un cavallo, no? Bellissimo. Sì, modestamente l'ho fatto da solo con le mie mani. Sano. Senza l'aiuto di nessuno. Anzi, contrastato in famiglia. Bravo. Bravo. Grazie. Ma prego, visitate. Io sono un appassionato di presepi, sì. Non lo faccio come se fosse, diciamo, un cattivo augurio, ecco. Abituato con la buonanima di papà, lo faceva per me, per mio fratello. E ho continuato la tradizione, lo facevo pure per i figli miei. E lo faccio ancora perché mi vanno sempre i bambini per dentro casa. E quest'erba pure l'avete messa voi? Come? No, dico l'erba, pure l'avete messa voi? Ah, sì, l'era! Sì, l'ho messa io, pure l'era, sì. Bravo. Cioè, ma a me mi pare che visto mi struggolino. Si capisce. Come si capisce? Un piatto bacio buono. Ma scusate, ma non mi piace. Mica mi deve piacere per forza. Poi per esempio non è che faccio quando viene Natale, il presepe si fa in tutte le case per bene, il presepe. È bello il presepe, è vero o no? Sì. Ah, io stamattina sono dovuto andare a comprare i formaggi. Sono stata a San Biagio dei Librai, perché sapete che è successo? Quando ho aperto lo scatolo dove tengo conservati i pastori, che vi conservo perché so
La spesa è grande, insomma, quando ho aperto lo scatolone trovate immaginare la carotta, ma quando mi è dispiaciuta, perché quelle erano proprio, diciamo, quelle erano proprio antiche, sì. E li ho scelti io con le mie mani, in mezzo a centinaia di bastoni, facevo un freddo, facevo, guardate qua, Gaspare, Melchiorre, questo è quello nero, lo schiavo, e questo qua è Baldassarre, guardate come sono belle, dici la verità, avete visto come sono, e soprattutto guardate come sono belle le faccine, Bellissimi! sì. E questi pure li avete scelti voi da solo? Bravo! Voi siete amico di mio figlio, vero? Gli stai peggio i figli, tu. Ninuccia è venuta? Non ancora. Quella Ninuccia è l'altra nostra figlia maritata, sì. Quando vengono queste giornate di festa, diciamo, ricordevoli, Natale, Capodanno, Pasqua, ecco, e allora noi ci rinufiamo. Insomma, ci riuniamo. Mia figlia non abita con noi, No? sì, quella ha sposato Nicolino per cuoco, sì, penso che l'avete visto qualche volta, la reclama in mezzo alla strada, ditta per cuoco, quello vende articoli da regalo, specchie, scopette, ha messo quell'appartamento, ha messo, quello tiene centinaia di operai, ma centinaia e centinaia di operai, ma capi di mio zio, sì. Quello, quando ci invita a mangiare a casa sua, mia figlia, sì, era una bella cucina, ariosa, spaziosa, papà mi mangiare in tuo salone, voglio mangiare la cucina perché c'è una bella finestra, io la faccio bella, mangio lei e mi consola, non c'è, e il salone, no? Il salone è una magnificenza, ci stanno specchi, quadri, tappeti buttati per tutto il salone per terra, proprio una cosa proprio bellissima, ogni pezzo di mobile è un capo d'opera, non c'è? Sì, bene. E allora, come vi dicevo, quando vengono queste giornate di festa, perché voi mi vedete qua, perché sennò io lavoro, sì, io la mattina alle 7 in punto salto dal letto come un grillo e alle 8 precise sto in tipografia, sì. Ah, siete tipografo? No. Che succede? Bravo, uomo di fiducia. Sì. Mi affidano somme, faccio i pagamenti, sì, una responsabilità. Io tengo pure la chiave della tipografia. Bravo, sì, tengo la chiave là. Concetto, faccio vedere la chiave. Che le faccio fare? Luca, si chiama grossa la tipografia. Ogni chiave è così grande, la chiave guarda, la sera chiudo e la mattina apro, sennò quello come vendere è una responsabilità. E insomma, quando vengono queste giornate di festa, Pasqua, Natale, insomma, Capodanno, queste giornate, come si dice, ricordevoli, ecco. E allora noi insomma c'è un inno e mangiamo,
Cos'è, Tommasino è venuto? Sì, sta dentro con tuo fratello, il quale dice che ha perduto 5 lire e se l'ha pigliato nel 1900. Qui mi va via una novità, che i soldi spariscono veramente da sta casa. Ma Vito, facetemi una cortesia, dici cancello qui a Tommasino, a magari quello è un amico lo sta a sentire, perché i familiari no. E però stavo di mo, ho trovato un accorgimento, faccio preparare una trappolina, così un goccio a Tommasino faccio palmarello. Perché tutte cose, ma ladro no, Come vedi non si alzare, tu guardi che sapete andare a signorina. Piano, mo assodiamo il fatto. Io sono innocente! State zitto. Faccio fuori. Tu tieni torto. Torto? Sì, che tieni torto, sì. Perché tu non puoi accusare una persona senza la prova irrefrenabile della sua colpevolezza. Tu lo dici a me, io faccio l'indagine e se trovo il colpevole dico quasi sicuramente esso. Ti do soddisfazione. Dovito, state presente perché lo devo mortificare davanti agli amici. Tommaso, vieni qua, papà. Vieni qua. È possibile che io devo fare queste figure davanti agli amici come un lato dell'esterno? Io sono tuo padre, fammi vedere nelle tasche. E se trovo le 5 lire. Ma che festa? Ma che ti dà la tasca? Un strumbo da Guarda, vieni qua, fammi vedere. Non è possibile davanti agli amici ma che stia tutti copiano. Vergognati! Basi, ti piace per esempio? No. Ecco qua la 5 lire. Io lo sapevo. È un ladro. Ma non mi piace però! Ma sembra ladro sì. Guarda, qua ci sta il segno che ci ha fatto. Vedi, ci sta pure il segno, non lo puoi negare. Fammi aprire scorsa. E ci sta il segno. Io ho detto, allora, non dici. Poi scopa che ci sta pure sta rotello che ci facevi. Dove? Qua. Siccome ero lì, a me mi sparivano i soldi, ci facevi la stradella per presi il ciao marino. Momento. Poi scopa, ma lo facevi? Tu ruba a me. E sta roba a te. Lascia stare i miei soldi, anche sul Dio sa. Ma sarà stata una coincidenza, tu ci hai fatto la stella e ci hai fatto... Ah, posta, ti ha fatto la posta. Tu mi hai già dato lui e poi la 5 lire. Vabbè, io adesso non ci posso dire tu voglio. Perché io dici tu zia a Roma. Sono proprio amici ma di tu. Vabbè, è Natale. Perdoniamo. Non è successo niente. Non lo fare più! Non lo facciamo più. Beh, si è fatto tardi, forse è meglio che me ne vado. Buone feste. Sì, se ne deve andare, tanti auguri di nuovo. Natale dove lo passavo? Io sono solo qui a Napoli, la mia famiglia sta a Milano. Adesso vado in una trattoria e poi mi ritiro. Ah, e allora restate a mangiare con me. Cioè, tu stavo qui, ma li soffri, ma vieni. Ma tu vieni proprio alla faccia la miseria. Non mangiare se stai abbondante, chi ti mangia poco, il signore, ti si può mangiare. Dovito, restate a mangiare con noi. Solo al pensiero che passate a Natale da solo in una trattoria mi mette malinconia. Senza cerimonie, quello che l'ha detto con tutti il cuore. Sì, lo so, ma è meglio di no, Dovito, restate a mangiare con noi. Siete amico di mio figlio, se no mi prendo poco. Sì. Tommaso Ravi, che adesso si Siete un mascalzone. Signor, ma io non potevo rifiutare. Vai, no, vieni lui. Auguri.
Auguri papà. Auguri, andiamo. Dammi un cappotto a me, Grazie. cappotto a me, dammi a me. Pasquali, sì. Pasquali, dammi pazienza, metto sto cappotto in sì. Oh, sta ma domani cadi. Ma io lascio perdere i guanti della tasca. Lo so, casa tu. Vieni a Oggi, vieni qua. Non serve tutte cose chiare. Non nascondi ma un bancolotto come va? Bene, bene, la povera gente di questi giorni gioca. Sono giornate di punta. Certo, tutti quanti tendono la fortuna. E chi ci crede? Certo. Ci siamo tutti. Sì, ci stanno tutti quanti. Anzi, volevo dirti una cosa. C'è stato un amico di noi. Fine dei familiari a Milano, Steve Sulu, l'ho invitato a mangiare con noi. Ti dispiace? Oh, niente a fare, mi piacere. Allora mo ti presento io. A Don Vittorio vi voglio rappresentare il mio genero. E qui ti presenta Vittorio e Elia. Don Vittorio, mio genero Nicolino Pertuso, commerciante di bottoni, delle centinaia di operai, te ne ha proprio vieni zio. Ma che sta? Ma Non ne sapevo niente. Non sapevo niente. Aia, mi fai male. Ma che sta? Niente. Non c'è ma che sta? Niente, Lucario, niente. Non c'è ma che sta? Niente, Lucario, niente. Ma insomma non c'è in questa casa non ha già sapeva mai niente. Ma che è stata? Niente, non mi che sarà la camera da uscire. Sassa mia sava. Ma chi le Sai, Mi date una spiegazione? Non vi capisco. Voi lo sapete meglio di me. Voi mi state attribuendo un potere eliminatorio che io non posseggo. Tardi ci spiegheremo in ogni caso. E va bene. Sono a vostra disposizione. Va bene. Nicolì, qua sta a dire mangi. Gaspare, Melchiorro e Baldassarre. Guarda come so bene. Mangiano con noi, mangiano. Nicolì, ma tu sei un po' costurato, lo sai. Ma scalì, hai città di Nicolì che sta a dire e mangi, sai come va a rispondere? Mangiano con noi. Nicolì, diciamo, hai fatto una foto con tua moglie, diciamo la verità. Non mi trovo, fanno sempre questioni, perché a lui ci piace la pasta e la moglie non vuole perché dice che fa avanza, ai stamattina poi gli piace, fanno sempre contrasto, diciamo qui, la siete contrastata per mangiare la pasta, vero no? Ma che può fare? Viene ragione, poi che pensa se viene la pasta o no, se la panza o no, e questo è il motivo che vi siete contrastati. Sbagliato. Mai come in questo momento vedo che c'è un accordo completo. E a noi ci fa piacere insomma che non ci sono novità. Io con mia moglie ogni tanto facciamo questioni, certe volte si sentono i look fino a bacio palazzo. Ma poi dopo ci vogliamo bene, c'è la stima reciproca, c'è sta come dire l'affetto, ecco. E così ho insegnato ora a mio figlio Tommasino. Ma che state? La voce non va sempre bene. La voce non va sempre un mese di dicembre la voce non va sempre. Ma di voi, no? A te non ti piace, ma stai sempre a guardare capaci. No? Lo vedete, quello è dispettoso, però quello è un bravo ragazzo, è di animo buono, di animo sensibile. Figuratevi, il mo non è più un ragazzino, ormai è un nonno. Eppure scrive ancora una letterina di Natale alla mamma. E sono io che lo voglio, perché lui deve avere sempre il rispetto per la mamma. Tommasi, Tommasi a
faccia sedare il perino in Italia. Che faccio sentire la stessa cosa che una specie di quelli che mi hanno scorso. Specie, ma non è uguale, sai la cosa l'ultima tutta in altra maniera. Dopo la Nicolina l'avevo sentita, dai, faccia Ogni anno sentire. stiamo sentendo sta litania. Se non ti vuoi sentire la litania, trovare in la stanza tua. Il ragazzo, la soddisfazione di leggere una lettera, la devi avere. Don Vittore, accomodate. Grazie. Sentite i sentimenti di questo ragazzo, sentite. Cara madre. Pozzo papà, Vai, Tommasino, vai. cara madre, tanti auguri per il Santo Natale. Cara madre, Lascia ma state zitta una volta, 2 volte, 10 volte, un po', lascia stare. Di nuovo è nervoso, ha avuto la malattia di neve. Poi guarda la gamba, guarda la gamba. La vedo. Vai avanti, Tommasino, papà, vai avanti. cara madre, Cara madre. da oggi in poi voglio diventare un bravo giovane. Ho deciso, mi voglio cambiare. La Prepara. cannisa, la maglia e la casettina. Il mandato lo piace. Mi ha fatta tu! Non sta zitta, Pascolino! Non te l'ho detto che il ragazzo è nervoso! Guarda la gamba, poi guarda la gamba! Guarda la gamba. A scuola, guarda, sta zitta, che noi dobbiamo mangiare nei piazzo punto, Mi sto zitto, chi sei un delinquente. Va bene, leggi, non ti curo. Vai avanti, Tommasino, vai avanti! Vai avanti! Cara madre, ho deciso, mi voglio cambiare. Preparami un bel regalo. Questo te lo dissi l'anno scorso e questo te lo dico anche adesso. E che si ci vogliono a noi? Cara madre, che il Signore ti deve far vivere 100 anni assieme a papà, a Ninuccia, a Nicolina e a me. Cara madre, Io non c'entro, è vero, no? Lascia stare. Ma un momento, devo chiarire una cosa. Io lo so quello che tu vuoi chiarire, ma è meglio che andiamo avanti. No. Perché non mi avesse nella nota della salute pure a me? Va scapito. Abbozzi. Ma che abbozzi, io sono la zia, ma da mettere pure a me. ma non posso! E perché? Non posso perché non c'è lo spazio, non c'è lo spazio. Tu tieni un foglio in mano di carta che parlassi dopo, non c'è spazio. Mettimi pure a me nella nota, capito no? Voglio, tu la capa vivo che la canuscia, mettimi nella nota, si nota un tosto che Natale. Ah, Marina, mi ricordi, è spesa antica. Mettimi in la nota, ora pizza sta purchetta a capa. Faccia fi numero rindovica. A capa poco mi aiuta. Pasqua, ma tu fai ovvero? Faccio veramente. Fai veramente? E allora sei scemo. Sei scemo. Ma come ti permetti? Lo voglio. Jarket. A pizza. A pizza. Te la metti. Io a pizza. Ma fammi camminare. No. Se io ti metto in danno te la saluto pure a te. Tu veramente cambi 100 anni? No, E allora? è per principio. È per principio. È per principio. È per superchiarire, diciamo così. Tommasino a papà. Metti 100 anni pure a zio Pasquale. Come faccio? Metti 100 anni pure a zio Pasquale. E poi dopo il Padre Eterno sa quello che deve fare. Farisei, siete farisei! Non mi metto, non mi muovo. Lascia stare, non mi muovo. No. Hai fatto? Sì. Metti 100 anni, hai spinto 3 mesi a me. Cara madre, Alla mano. che il cielo ti deve far vivere 100 anni, assieme a mio padre, a mia sorella, a Nicolino e a me. E 100 anni pure zio Pasqualino, però con qualche malattia! È una carogna! Questa è la proposta! No, una carogna!
meglio ne sa, ma faccio, io lo faccio analizzare, veramente, io ragazzi scherzo, vedete, qua, ma poi sono tutte, diciamo, missioni senza rancore, perché ci vogliamo bene, però io poi, adesso ho l'abitudine, ogni anno faccio il regalo a mia moglie Concetta. Sì. 2 anni fa gli feci comprare un bel taglio di stoffa, gli feci fare un bel vestito, come fui contento. L'anno scorso gli spegnorai l'orecchino, ripulite, ricordi? Ce lo facemmo trovare sul tavolo. E come fu contento, come una bambina mia moglie. Quest'anno ho preso l'orecchino, l'ho pignorato un'altra volta e ci ho comprato un regalo così. Anzi, mo ve lo faccio vedere. Da documento, lo vado a prendere e ve lo faccio vedere. Vado a prendere pure il regalo mio. Don Vittorio, quel di qui. Ah, guardate se viene mia moglie. Quella mia moglie aveva perso l'ombrello, no? Allora sono andato da un mio amico commerciante che di vendite, mi ha consigliato e mi ha fatto pure risparmiare. Guardate come che fusto bello, massiccio di tiro, guardate, e poi mi hanno assicurato che la stoffa è una stoffa particolare, pure con il vento, con il sole e per l'acqua, ma soprattutto per l'acqua. Questo proprio come dico, aspetta, questa schifa l'acqua, questo proprio schifa l'acqua. Nicolino, ti sei messo? No. Allora, il manico, questa qua è materia tua, qua sei proprio un mastone, questo sai che questo proprio è corno vero, è proprio corno vero. Questo è regalo mio! No, lascia capire. E anche pensare, io non ho cucito il chiamonino, quando io lo portiamo, l'idea mi è venuta quando sono andato a comprare il masino, facciamo una cosa, poi c'è stato un mazzo di carta, facciamo una partita a carta, è stato senza allora, facciamo così, allora noi ci vestiamo da re magi, no? Quando lei si siede a tavola, noi veniamo e io dico tu scendi dalle stelle, Concetta bella, io la st'ombrella. E io mi dico, tu scendi dalle stelle. Ma che sto dire? Oh mia Concetta, io ti ho portato sta Concetta. Bravo. Io dico, Uffa, ma che morisci, non hai finito nella riccia. Tu vieni a rete, fai ta. vuoi un capo giacolino? Lascia stare. Io regalo si faccio. Che porta? E che porta? Fai una cosa. Tu prendi un bello piattino, ci metti la letterina in, due noci, 2 figli sì e 2 o 3 mandarini. Capito no? E vieni a fai ta. Sei scappato un capitone mentre stai una tagliata! Va bene, non sa che è successo. Mamma mia, ti pigliavo un capitone, hai sbattuto la capa sotto un culo! Mamma! Se vuoi ti vuole mamma! Concetta! Mamma mia! Tu certi servizi non lo vuoi capire che non le devi fare. Tu tieni un'età, guarda, se prendevo la teglia, te ne andava l'altra volta, te ne andavamo in casata se fu No, lo fai male! Ma siete buoni? Sì. Un capitone allo stesso. Mi si carabini sotto un focolare! Addirittura? Sì. Io mi ha preso un di macchia a Mamma mia, che botta, la c'è bianca! È caduta la credenza, ma è caduta pure la scanzia! Tu puoi chiappare capito? Io la già afferrato le mani, scolato in le mani come un capitone.
porta la coppa, presta a basciuto, grazie sotto. Ma buono, cari, mo mettiamoci a tavola. Ma si invece a tavola? Senta, facciamo questo lavare poco in mano. Sì, quindi la camera mia. Ma dire una prende sapore. E come sparivo, adesso levare pure i nati di mano. Sì, ma sì, io non mi io da lavare in mano. Io non. Guarda poco con magnato un vittorio, in un momento. Andiamo su. Nino, io non volevo rimanere, è stato tuo padre che ha insistito. Ma se tu vuoi, io me ne posso pure andare. E adesso sarebbe peggio. Ma io ho capito perché fai così. Tu vuoi far succedere quello che non deve succedere. E che ti devo dire? Tieni ragione. Ecco qui, è mia madre che mi scrive e mi chiede come mai non vado a Milano a passare le feste con lei. E perché non va? Ebbene, no. Quando fai a nessuno faceva chissà fa cose pazze. Ma non ripa a te, non so più niente. Vittorio, io non so mai chi che sta facendo. Ehi! Oh, Mimì! Oh! Carogna, scendi a bascio! No! Poi scendi! Scendi va bene, niente! Non ti va bene! Scendi a bascio! Grazie Dio! Avrì, tieni la figlia vostra. E voi sapevano tutto cosa, non piano! Caruglione, scendi a bascio! Mamma che mi sta zitto! Mamma! Ma se scende mamma! Questo l'ho fatto fresco. Stiamo andando avanti al caffè. Grazie, don Pasquale. Mi ho chiamato lo strumento sopra la testa della cucina. E che vuole? E non ho capito bene, perché in quel momento stavo girando la caffettina. Comunque adesso scende. Adesso scende. Ma non c'è. Non c'è. No, non c'è. Mette. Si stuzzica per la vita mia. Se no come ti sostenete? Piccoli, pigliatevene pochi caffè. Ah, se non lo pigliano pochi caffè mi addormo a letto. Ecco qua, ci l'avevo detto. Aspettate, questo dopo Don Pasqualino è il fratello, no? Don Pasqualino, grazie pochi caffè. Porta altre 2 tazze. E Reppi, mi dà 4 ciaschino. Te l'ho buttato adesso e 2 le tengo. Aspetta, bevo prima io. Buongiorno. Buongiorno, donna Francesca. E che volevi? Io voglio sapere se rimani qua, se sai. Io me ne devo scappare, te. Questa è la chiave di casa.
Non mi ci pigliate nemmeno un caffè. E vedi qua ci abbiamo lo stiamo. Grazie. È venuto, oh caffè, una bacchetta apposta per voi. Grazie. Donna Concetta, buongiorno. Donna Concetta, Don Luca come passa? A ieri sera ho letto il dottore. Guardai e facette una brutta faccia. Ma la notte come l'ha passata? E chiaro il muto, voleva Nicolì, mi chiamava Nicolì. Ha fatto un altro. Ma tengono un buono presentimento. A ieri sera Don Luca si va assai peggio. Il stava veramente male. Ma guardate là, guardate come sta riposando bene. Donna Carmen, guarda, non me la conta giusta. Un braccio sinistro non lo muove più. La lingua si è tutta tirata e parla tutto il non capisce niente. Donna Concetta ma riconosci? A volte sì, a volte no. Ieri sera mi sono avvicinata e la gente Luca ha detto: sono chi? Sono congettato. Mi ha guardato e poi ha detto: tu sei Don Basilio. Quello è rimasto impressionato perché una ventina di giorni fa andammo a San Carlo a vedere i barbieri di Siviglia. Ci regalavano certi biglietti. E che lo vero parlo Don Basilio. Piccere, ma che sta? Don Alberto è rimasto senza caffè. Mamma, non è mai proprio prodotto. È caldo caldo. No, e dice lasciamo stare. Quello non sta riposando un po'. Poi che dite, donna Capita? Lasciamolo riposare un po', che quando si sveglia glielo riscaldate e glielo date. Nino, quando andava il dottore? Già sta qua. E tu ma sì. Andate a fare il telegramma a Nicolino. Oh, viene pure lui. Arrivederci. Olga, io me ne devo scappare. Decidi. Però sai che faccio? Aspetto prima che si sveglia Don Luca e poi me ne scappo. Luca, prendi una decisione, fai quello che vuoi, ma basta che ti decidi. Ma si contento. Dice che su posto loco. Fai pace con tuo marito e fa finire sta storia. Hai visto che ti succede? Hai visto? E vabbè, ma non ha mortificato giù. Ma che le potevo mai immaginare che succedeva che ne è successo? Donna Carmela è venuta a capa tosta. E siccome a Luca che non ci ha mai detto niente, infatti 3 sere fa è stato come una mazzata, capito? Si sentette male e mo sta rindugliando. Tu alla cacca, fa Nicolini, chiama Nicolini. E intanto è il terzo telegramma e Nicolini non si è fatta vedere. Ma perché il marito l'ha lasciata? Immediatamente è andato da certi suoi parenti a Roma. Ha detto che non la vuole vedere più. La casa distrutta. Non mi trattenete. Arrivederci. Olga, ti pare che mi devo prendere? Tu sei un castigo di Dio. Però io ti devo dire una cosa, solo che a mo non mi ricordo. Ah, sì, torno o non torno per pranzo? Se vuoi tornare, torna. Io faccio un poco di pasta al burro. Ma fa quello che vuoi. Dalla Concetta, io rimarrei pure. Solo vedete qua, devo mostrare un campionario a un cliente che viene da Milano. Va là tuo campionario, vai. Telegramma la già fatta. Bravo. Caccolino. Vai, come sta? Mo sta riposando, mamma, non ti fa sentire. E sta creatura, guardate che faccio. Sono 3 notti che sta sveglia vicino al letto del padre. Non sape più che fa. In scala del palazzo si fa 20-30 fotografie. A un dottore, a due farmaci. Figlio mio bello! E diciamo che la disamo Basta, Basta. io me ne vado. Arrivederci. Olga, non mi dite niente, io me ne vado.
Sei svegliato? Sei svegliato, capito? Va cercando a Nicolini. Spare sempre con Nicolini, spare. Mo' bene, ma congettatori, mo' bene. E riscalda, la mamma che si è fatta fredda, si riscalda. Mamma, bevande. Ah, beh, ma a mamma ognuno, ha detto il dottore, ognuno. Ma è passato? No signora, ho ancora tempo. Tu state zitto. Io sono il fratello e posso parlare. Muoviti. E muoviti. Ma mi pare che sto momento va appiccicare. Ah, un dottore. Buongiorno a tutti. Dottore, vi aspettava la cotonanza. Don Raffaele, un caffè al dottore. Prendo volentieri perché sono uscito in fretta. Vivi, tu ma si viva mamma che ti fa bene. E beh, voi sai che mi va a fare un caffè o padre? No, dottore, ci ha tenuti svegli a tutti qua. Questa è la febbre che mi avete detto. Don Luca, Nicolina! No. Nicolina! come No, andiamo? no, Lucaia, non è Nicolina, è il dottore, vieni qua. Qua ci sta pure Don Luigi Pastorelli, la signora Olga, che è la bella Anna Cannella, Lina, Marini, Don Alberto, mi sono venuti a trovare tutto qua. Ma c'è troppa gente, l'ho detto anche ieri. No, dottore, tutte queste persone sono venute stamattina. Solo io ho fatto compagnia a donna Concetta stanotte. Andiamo. Sì, è meglio sfollare. Ma avete che no, la bella razzica che abbassi? Aspetta, dammi una sigaretta. Ah, è Qua, ma sai che c'è di nuovo? Aspetta, dimmi quello che dice il dottore. E poi me ne scrivo. Come andiamo? Dottore, ci possiamo dare un po' di brodo? Aspettate, voglio citarlo prima. Addirittura. Già, i mamma ne devi scarpe papà. Perché sta paura. Bene, bene, andiamo meglio. Maronna mia, ti ringrazio! Lucario, che ne ha congettato, ma non dice niente. A volta passata, quando stiamo con parlate sempre tu, Lucario, vedi che ci sta. Guarda, una Carmela, sì, ho raccontato una Carmela il fatto dei fagioli. Oh, e qual è questo fatto di fagioli? Dici almeno che voglio sapere, Il fatto dei fagioli, quello è importante, il fatto dei fagioli. Nicolina è venuta. Mo' bene, Lucario, mo' racconto il fatto dei fagioli. Un telegramma la fa. Sì, l'abbiamo fatto, Lucario, l'abbiamo fatto. Andiamo. Parlate, Anna. Quella la mattina mi ha svegliato con la febbre forte. Chiamiamo il dottore. Lascia stare, non è cosa. Quel domani non tengo più niente. Non si deve chiamare perché ci possono essere delle complicazioni. E vabbè, se io non c'è che era a Cavagliosta. Chiamai il dottor, mi ha visitato e dice che catenevo. Una cosa viscerale. Una cosa viscerale. Mi raccomando che deve stare
giugno, perché il Signore non si toglie. Un giorno faccio la pasta e fagioli, a me mi piace assai. Mi accogli i fagioli per tutta la casa. Se tu sei, ma proprio oggi che stai giù e faccio la pasta dei fagioli. Dopo questo fagioli hai già fatto brodo. Mi sento aperto brodo, che serve a me luoghi suoi di brodo. Io perché se arriva e fagioli, da dove viene? Non si vede non ti rimetto. Perché non ti metti un piacere pure a me, perché noi siamo sempre arrugginiti con loro. Io avevo capito che invece avevo usato lei, che se ne parla. Andiamo là, ieri perché un certo si addormentava. Ma succede? Che andavo in due anni, pieno di pasta e fagioli, di scavo con il cucchiaio dentro. Ma e me ne ho detto cucciarata in franghi e un bruno, ma perché pulita. Dai, e mi è avvicinata oggi in due portafogli, ho detto quante domande se ne parla, e che cagano. È tremendo il luogo che tremendo. Il giorno dopo, mi ha detto un scienziato, ma come mi trovai un È frisco. Bravo, questo è un frisco. Oh, scienziato, se non mangiava, la febbre non ci sarebbe tolta. Un succio. Io me ne vado perché ho servizi di importanza. Dottor, scusate. Come sta papà? Non bisogna disperare. Certo, la proposta l'ho avuto piuttosto pesante, però ho visto che i casi più seri si sono risolti tranquillamente. Ah, meno male, grazie. Tu domani venite. E che venga da Don Pasqualino, parli di coraggio, date coraggio alle femmine. Ma che state dicendo? Non ce la può fare, solo un miracolo. Comunque, se ci sono le novità, mandatemi a chiamare. Buona giornata. Scusate, dovevamo sterzarmi, siamo per i trasinati a modo di che la gente. In 3 giorni se ne sono andati più di 1,5 kg di caffè. Chi le perciò sono venute? Ma mo ci vuol dire però, Ma che non ce l'aveva nell'aria a questo poverino. Ma mo ci vuol pagatisce. Donna Concetta, E voi che fate qua? vi prego, donna Concetta, non me ne cacciate. Voi non sapete da 3 giorni quello che sto soffrendo. Sì, lo so, la colpa è tutta quanta mia. Da 3 notti vagabondo sotto il palazzo per avere notizie di Don Luca. Poco fa ho visto scendere il dottore e mi sono permesso di chiedere. Donna Concetta, che stava la mano a Don Luca. Non mi negate questa grazia. Finalmente di così, che gioia, che mi caga. Tutto quanto dicevano che non sareste venuta, ma io
eri sicuro che venivi, perché io non so a me mi vuoi bene, e bene di qui. Luce, aiuto a luce. La mamma. Fai bacio, giurate davanti alla mia presenza che mi volete bene e come non mi lasciate mai. Giurate. C'è Don Nicolino. Che sta? Poi! Lasciatelo che sta! Perché arriva anche mai e visto anche papà ma mi come correre bene e non mi dovevi lasciare mai perché tieni fatto l'uno che l'altro e soprattutto non dovevi fare prendere più con la concetta perché tu fermo sei atrás tu guardi dove stai ormai Tocca la bocca. Ancora niente, forse giorni, fuori, Maria, guarda, quanto è bella, che lo presepe, tu così, guarda quanto è bello, lo presepe. Grazie di essere venuti, grazie mille, voglio augurarvi buone feste e vi volevo ringraziare ancora una volta perché questa sera, acquistando il biglietto questa sera per ieri e domani, avete contribuito a un'azione di beneficenza per la catena alimentare di Casalecchio.
L'associazione Filos ringrazia il Teatro Polifunzionale e Amici del Teatro. Adesso direi di passare a presentare i bravissimi interpreti che abbiamo avuto stasera. Maria, Sara Buonocore, Rita, Antonella Magno, Armila Romaniello, Alessandra Di Iorio, Alberto, Salvatore Di Scala, Luigi Passarelli, Paolo Morzacchiello, Olga Passarelli, Alessandra Tani, Carmela, Maria Trani, il dottore Luigi Cirimina, Vittorio Elia, Ernesto Ferrandino, Raffaele il portiere, Franco Sasso, Pasqualino, Salvatore Sirabella, Nicolino, Augusto Giorgiano, Ninuccia, Lucrezia Starace, Tommasino, Saverio Cascietto, Concetta, Teresa Sasso, Luca Cupiello, Giovanni Arcamone, scenografia Umberto Canestrini, allestimento scenico Anna Savarese, audio e luci Battista Di Meglio, trucco Paola Alemanno, ringraziamo inoltre tutti coloro che dietro le quinte hanno dato una mano per la realizzazione di questo magnifico spettacolo. Altri ringraziamenti vanno ai nostri sponsor, Super Chiocca, Dicotel, USB e Villaggio Caffè. Io utilizzo solamente altri 2 minuti perché l'associazione è nata quest'anno, l'associazione Filos, e ci tiene particolarmente al teatro e a tutte le tutto quello che riguarda l'arte, la musica, il teatro e la danza. Però teniamo a sottolineare una cosa in particolare: senza il nostro passato e senza il nostro presente non ci potrà mai essere un futuro. E io voglio omaggiare questa sera 2 persone che per il teatro hanno speso tutta la loro vita. Una persona che rievoco dal passato, che è Edoardo Canestrino, al quale l'associazione dedica questa targa in suo ricordo, pioniere del teatro isolano. Un ringraziamento per gli anni trascorsi sulle tavole del palcoscenico. Grazie. E consegno il premio al figlio e anche alla signora, la figlia
se vuole salire sul palco, vabbè, la do a Umberto. Questa è una targa a cui tengo molto perché senza di lui stasera non saremmo qui, e va ad Enzo Boffelli per la sua battaglia al teatro. Ad Enzo Boffelli, grazie per aver realizzato il sogno di tanti ispitani. La sua frase è stata per tanti anni: un teatro ci spetta, con stima e gratitudine. Ad Enzo Boffelli. Che ringrazio Enrica, scusate sono senza voce, per questa targa che mi fa molto piacere ricevere, soprattutto per le belle parole che ha espresso la cara Enrica, che oltre ad essere la rappresentante di questa nuova associazione è anche una validissima collaboratrice del Polifunzionale, anche grazie a lei e tante altre persone in questa struttura riesce quotidianamente a soddisfare insomma il fabbisogno non solo dei teatrali ma di tante altre bisogni della comunità stessa. Che dire, finalmente ecco, abbiamo iniziato, perché questo è solo l'inizio in realtà. Non avevamo nulla, adesso abbiamo 60 metri quadrati di palco, abbiamo una platea discreta, però chiaramente questo è solo l'inizio, perché a mio onesto parere Ischia merita molto di più di una sala del Polifunzionale. È chiaro che questo è il primo passo, in tutte le cose le cose accadono gradualmente. Ischia non aveva un teatro, non aveva un posto dove esibisti, ci dovevamo arrabattare in posti di fortuna, adesso abbiamo un posto fisso, un luogo dove tutti quanti insomma abbiamo dato, ormai ci siamo concentrati su questo posto e soprattutto abbiamo creato un movimento, abbiamo dei laboratori, lavoriamo con i bambini, quindi stiamo creando i teatrali del futuro, che saranno quelli che si faranno fare il teatro da 800 posti che l'isola di Ischia aspetta da 100 anni. Grazie a tutti per essere qui e per aver affollato la sala del Polifunzionale in queste serate, grazie a tutti gli attori che sono stati bravissimi, grazie ad Enrica e soprattutto viva il teatro e avanti tutta! Allora.